Giulio Mauri, consigliere regionale di SEL. Due questioni affronteremo. La prima, il Senato, la riforma del Senato. Stiamo per abbandonare praticamente il bicameralismo perfetto senza però rinunciare al Senato. Potevamo farne a meno, forse sì, forse no, però è certo che dal nuovo Senato potrebbero derivare opportunità di rafforzamento virtuoso dell'Italia delle regioni. Ma è una questione molto complessa e delicata. È vero che il bicameralismo è stato imperfetto, e cioè il sistema costituzionale del nostro paese aveva un equilibrio e quindi una sua perfezione abbastanza avanzata riguardo all'equilibrio dei poteri, però certamente il doppio passaggio delle leggi alla Camera e al Senato ha allungato tantissimo i tempi della legislazione, quindi ha un senso porsi questa questione, sebbene non va mai dimenticato dove nasce questa questione, cioè nasce da un incontro fra il principale partito di maggioranza e quello di opposizione, il PD e PDL, Renzi e Berlusconi, sulla legge elettorale. In questo contesto che nasce la proposta di riforma del Senato. E quindi da un'esigenza comprensibile, e cioè quella di ragionare su un nuovo sistema elettorale che non produca maggioranze diverse alla Camera e al Senato e quindi in qualche modo garantisca ugualmente la governabilità. E da qui nasce questo dibattito e questa proposta. Contiene un boccone prelibato che è la riduzione dei costi della politica, perché è chiaro che in qualche modo rinunciare a un Senato eleggibile comporta in qualche modo tagliare il bilancio dello Stato dagli stipendi di un certo numero di parlamentari, soprattutto se il nuovo Senato avrà, diciamo così, una composizione indiretta, verrà eletto non direttamente dai cittadini, ma diciamo scelto fra i sindaci, i consiglieri regionali e così via. Questa è una cosa positiva, il tema della riduzione dei costi, però naturalmente solleva dei problemi. Quali sono questi problemi? Primo, si rischia di mettere in crisi appunto invece la parte buona del bicameralismo, e cioè l'equilibrio complessivo dei poteri. Si pensi ad esempio al sistema di elezione del Presidente della Repubblica, che è molto condizionato dalle maggioranze che si formano alla Camera e al Senato. Allora, un Senato non più eletto su un impianto sostanzialmente proporzionale, che era quello a cui pensavano i costituenti, ma in qualche modo eletto come emanazione indiretta delle regioni e dei sindaci, determina un'alterazione della rappresentanza, e quindi avremo, diciamo, una Camera che rifletterà in maniera più fedele la composizione e i rapporti fra le forze politiche nel Paese, e un Senato invece con una fortissima torsione maggioritaria. E quindi salta, diciamo, questo equilibrio. Il secondo problema è quello della ripartizione delle competenze fra lo Stato e le regioni, perché si interviene sul titolo quinto, e qui, diciamo, si intravede, e questo desta una certa preoccupazione, anche un disegno un po' neocentralista, e cioè quando diciamo che le regioni, ad esempio, non dovranno più occuparsi, avere competenze in materia di energia e di infrastrutture, interveniamo su un tema delicato in cui togliamo la proposta di Renzi e Berlusconi, è quella di togliere poteri alle regioni su questioni fondamentali. Quindi è una materia molto delicata, ci sono alcuni aspetti che sono positivi, però non si capisce perché allora non diminuire anche il numero dei deputati e dimezzarne ad esempio gli stipendi, se il tema è quello della riduzione dei costi della politica. C'è, ripeto, la questione delicata dell'equilibrio dei poteri, e c'è, diciamo, costituzionali che arrivano alla prima parte della Costituzione, e c'è anche il tema delicato del riparto di competenze fra lo Stato e le regioni. Noi pensiamo che le forme di autogoverno vadano incentivate e non colpite, togliendo poteri alle regioni. Abbiamo parlato in effetti già di articolo quinto, di riforma e di regionalismo, di poteri alle regioni, ed è qui che, diciamo, si innesta anche la seconda domanda. Già nella riforma dell'articolo quinto risalente al 2001, le regioni a statuto ordinario ottennero una maggior possibilità di manovra, no? nelle competenze, aprendo così già da allora un dibattito sull'argomento e sull'attualità e sulle prospettive
delle regioni a statuto speciale rispetto a quelle ordinarie. 5 regioni a statuto speciale, la più vecchia, la Sicilia, già dal 1948, quella più recente, tra virgolette, il Friuli Venezia Giulia nel 1963. Un dibattito che non si è esaurito affatto, ma non basterebbe a questo punto, e riallacciandoci anche a quello che abbiamo già detto nella prima risposta, abbiamo sentito nella prima risposta, dare una maggiore autonomia, una maggiore specialità a tutte le regioni? Le regioni hanno avuto più poteri, però i consiglieri regionali non si sono comportati bene. Mi riferisco a rimborsopoli, all'uso che è stato fatto dei fondi pubblici. Allora, naturalmente questo è un problema che va risolto facendo pulizia, però come a volte insomma, bisogna fare, non bisogna buttare via il bambino con l'acqua sporca. Anche il Parlamento nazionale, anche diciamo, nel sistema politico nazionale ci sono stati scandali, sprechi, quindi io penso che sia la politica a livello nazionale che a livello regionale deve avere la capacità di fare pulizia al suo interno, e penso che le regole che abbiamo stabilito nuove in Friuli Venezia Giulia con l'elezione di questa nuova maggioranza vanno in maniera molto forte in questa direzione e rendono praticamente impossibili quegli illeciti che si sono determinati in passato. E questo è il primo tema. Per quanto riguarda l'attribuzione dei poteri delle regioni, io penso appunto che anche qui bisogna trovare un punto di equilibrio fra due esigenze, cioè la prima è quella che esistano delle funzioni, delle questioni che vengano gestite in tutto il paese nella stessa maniera con un principio di solidarietà interna. Io penso che appunto il fatto che ci sia che per esempio il welfare sia uguale da Palermo a Trieste, a Bolzano ad Aosta sia una questione importante e fondamentale, così la scuola e così tante altre questioni. Certamente invece per quanto riguarda altri aspetti vanno incentivate al massimo le forme di autogoverno, e qui io penso che noi dobbiamo difendere con forza la specialità del Friuli Venezia Giulia, che ha una sua ragione d'essere, è una ragione che ha a che fare con la presenza di minoranze linguistiche nazionali in questa regione di confine, e penso appunto che questa specialità vada difesa con forza, vada ampliata. Penso ad esempio ai temi legati alla fiscalità di vantaggio, ovvero sia al fatto che noi che siamo una regione diciamo vicina ad altre regioni insomma che siamo una regione di confine, abbiamo dei problemi diversi anche in termini di competitività economica rispetto alle altre regioni, diciamo nella comparazione, no, fra il paragone fra le regioni italiane e però fra le regioni degli altri paesi che stanno oltre il confine, quindi tutti questi aspetti di autonomia certamente vanno ampliati, e va mantenuta, come dicevo prima, la possibilità della regione e dei cittadini del Friuli Venezia Giulia di esprimersi su grandi progetti e grandi questioni su cui lo Stato non può e non deve calare dall'alto le sue decisioni. Il rigassificatore a Trieste, se la regione non avesse avuto la possibilità di dire di no, oggi probabilmente sarebbe già in costruzione. Io penso che sia cosa buona, giusta e saggia che noi il potere insomma, di esprimere un parere vincolante su determinate grandi opere dobbiamo mantenerlo, perché ciò ha a che fare con la qualità della vita, con la sicurezza dei cittadini, ed è una prerogativa che non dobbiamo lasciare a nessuno.